pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la seconda giornata del campionato di Serie C2 Girone A che vedrà scendere in campo Palermo Futsal Club, squadra di casa, e il Giudecca, che dunque sceglie questi 5 per iniziare il match che inizio adesso con il primo possesso palla, quindi per la squadra ospite Pisani. Buon aggancio dopo il passaggio di Chinnici, poi si dimentica il pallone ma lo ritrova subito dopo Catania. Buono il taglio alle spalle, la Fiura mette il pallone giù, poi cerca una sponda, non funziona, calcia col mancino, a disposizione due tempi, poi conclusione da fuori con Faglia che si distende. Buon il tiro da parte di Stellato, va dalle parti di Pisani, palla al centro, Chinnici, se fa l'1-2 lo chiude per Pisani e il palo a negargli il gol, ma che palla di Lorenzo Chinnici. Francesco Catania sul punto di battuta, è uno schema per la conclusione di Chinnici, Piacentino, la Fiura e poi la blocca il portiere centrale Lorenzo Lopez. Poi Gennaro, senti la calcia, Gabriele Gennaro la difende perfettamente col mancino, non sbaglia, fredda il portiere. 1-0. Gennaro per Chinnici che calcia Piacentino, troppo centrale il tiro. Catania, il taglio di Lopez, è buono quel pallone, può girarsi Lopez, via se calcia, lo fa adesso Piacentino, poi la Fiora e il tocco provvidenziale di Margagliotti, ma buono qui il lavoro di Lopez. Per Gennaro, lotta bene alla meglio Gennaro e poi il palo che rimane lì ed Antonio Pisani torna al gol in maglia rosanero, l'esultanza con i compagni è tornato Antonio The Dream Pisani, 2-0. I rosanero sono entrati in campo sicuramente con una mentalità diversa rispetto al secondo tempo, pochi rischi, tanti attacchi, però il gol non arrivava. Gennaro ancora, poi Catania la tocca forse senza volerlo Francesco Catania, 3-0 sull'invito perfetto di Gennaro, adesso dilagano i rosanero. E Pisani, poi Chinnici, buono all'intercetto, adesso è un po' in confusione il Giudecca, Gennaro, calcia, Piacentino, poi Catania, e la palla rimane lì perché c'era sia Mangiapelli ma anche Piacentino, poi Chinnici va in anticipo però commette fallo, punizione. Rischia tanto perché lo spinge, Cammicchia ancora, il palo e poi Faia ed è gol del Giudecca con Faia che si lamenta tantissimo. Chinnici, non se la scarica su Faia, c'è dall'altra parte la Fiura, lui va lungo per Nicchia, è veloce infatti lo sa, Nicchia va sul mancino e questa è una buona giocata di Alessandro Nicchia con la risposta di Piacentino, calcio d'angolo. Vivarelli, il taglio di Nicchia, buono l'aggancio Nicchia e Piacentino riesce a respingere benissimo, per sempre Nicchia in calcaterra chiude. Palla centrale per il compagno che vuole girarsi, Catania ancora una volta mette l'ennesima pezza della sua partita, ma va bene così perché vince il Palermo Futsal Club, vince con il risultato di 3-1 contro un ottimo Giudecca e continua la sua marcia con 6 punti in campionato.